Centro chiuso alle auto ma con parcheggi a portata di mano. Su questo punto sembrano essere tutti d'accordo. E così, se il piano dell'amministrazione comunale dovesse trovare il consenso di tutte le associazioni del commercio, la domenica pedonale potrebbe diventare realtà. Il comune attende di iniziare quanto prima i lavori per il Park Victoria per liberare risorse del project financing e destinarle altrove. Ad oggi il nostro piano comprende, in una prospettiva naturalmente di medio-lunga realizzo, il Park della Vittoria, il Fast Park in via Foscolo, quindi siamo in area stadio, e stiamo lavorando perché si possa realizzare anche un ulteriore parcheggio a sud della città in area San Zeno. Oltre al nodo parcheggi, stentano a partire la Piani e il Miani. L'associazione di commercianti Veneto Imprese Unite spinge affinché siano potenziate le corse dei mezzi pubblici nel weekend. Anche ad esempio la domenica, quando penso a Villorba rimane scoperta da mezzogiorno alle 15 e le corse quotidiane sono intervallate di un'ora l'una dall'altra invece che mezz'ora come è in settimana. Quindi c'è tutto un sistema dietro che va sicuramente costruito prima di poter poi fare proclami e spot sulla pedonalizzazione del centro weekend. I commercianti premono anche per riconfermare le 2 ore di parcheggio gratuito al giorno che furono introdotte come incentivo lo scorso anno. In quel caso era l'orario dell'aperitivo, ora la proposta è quella di far slittare il pacchetto al mattino. Certamente accoglieremo questa idea, mi riservo al tavolo di capire quali siano gli orari e le giornate migliori dove applicare questa scontistica. Il tavolo, che doveva avere cadenza mensile, è saltato. Difficile mettere insieme tutti gli attori tra Comitato Porta Altinia, Borgo Cavour, Veneto Imprese Unite, Confesercenti e Ascom. La convocazione, con una nuova data, però potrebbe partire già in giornata. E speriamo che venga riconvocata a breve, perché ormai dopo Pasqua la primavera è quasi finita e rischiamo di avere di nuovo una non programmazione per l'estate, e in virtù di tutti i turisti che stanno arrivando in città sarebbe sicuramente un peccato.